Bene ragazzi, Peppe ci ha abbandonato, ci facciamo quest'ultima partita, prima di staccare la live e vediamo se siamo capaci di andare in divisione 7, che evidentemente fino ad ora non ci siamo riusciti. Abbiamo potenziato un po' di giocatori, la forza complessiva come vedete è aumentata, e vediamo un attimo che avversario ci troveremo di fronte. Vediamo. Trovato, vediamo chi è. Vediamo chi è. Dios Maradona, adoro. Clan Jenny, va bene. Vediamo. Napoletano, probabile. Ed è Napoli contro Napoli. Ci ha messi pure lui, ho dimenticato di nuovo di togliere il 10 al Lozano, porca puttana, vabbè. Vediamo se alla prossima live riusciamo a risolvere questo problema. Allora ragazzi, vediamo come stanno, tutti bene titolati. Va bene così, Mario Ruiz stava mezzo e mezzo, però lo facciamo partire titolare, non fa niente. L'avversario c'ha Kvara pure lui, 94, quindi c'ha quello speciale. Vabbè, Kvara, Messi, Mbappé, vabbè, c'ha i fenomeni, tutto a posto. Vabbè ragazzi, ci proviamo e vediamo che cazzo succede. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungere questa santissima divisione 7, anche se questo tizio mi sembra abbastanza forte. Ciassà, ridicolo, Ciassarri, ridicolo. Ardemagni è il vero allenatore. Ok, Osimhen, partiamo. Bravo Rachmani, ci sta. Grande Kvara, dentro, attenzione, Kvaratskhelia, bravo che sarebbe stato subito a tirare, Osimhen dentro, Mario Rui, mamma, attenzione, quasi è salvato ragazzi, stava facendo una sciocchezza non indifferente, Osimhen, madre, brutto contropiede, grande Rachmani, grande Rach. Proviamo a riuscire in palleggio. Kim. Perdiamo una brutta palla ragazzi, brutta palla persa. Grande Kim che diventa ancora un alto muro. E ancora Kim ragazzi, ancora Kim. Qua Meret ci fa vedere come ha progredito. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Raga, sarà duro perché questo purtroppo la squadra ce l'ha. Dobbiamo vedere un po' come gioca, ma noi ci proviamo. Grande maestro. Vai Osi fuori, grandissimo. Vai Giannino. Vai capitano. Bravo, palla per Zelischi, dentro per Kvaratskhelia. Osimhen dentro per Zielu. Mi hanno chiuso bene. Grande Mario. Bravo Lobotka. Grande palla per Kvara. Kvara dentro. Zelinski. Ragazzi, qua è proprio gol divorato. Gol divorato. Grande Lobo. Vabbè dai. Grande palla recuperata Anghissà che la riperde subito. Vai, grande Kim. Muro di Kim. Osimhen dentro per Kvaratskhelia. Prova a correre Kvara. Kvaratskhelia. Esatto, mi sono fatto un po' tentare dal pallonetto, ma ho sbagliato. Grande Kim. Ma che ha fatto Anghissà, raga? Che ha fatto? Grande Rachmani, meno male. Vai Zielu, grande palla per Kvaratskhelia che prova a saltarlo, ce la fa. Palla per Osimhen dentro. Anghissà. Ciuchi. Osimhen! Paratone di Maignan. Qua Osimhen aveva dato la sassata,
Zielinski dentro, Osimhen. Un po' di confusione in area, proveranno a ripartire, ma grande chiusura di Rachmani, grandissimo Mario Rui, attenzione per Anghissà, Zielinski, Osimhen! Ragazzi. Brutta storia, sbagliare questi gol è veramente brutta storia. Dentro Lobo, Osimhen, attenzione, grande transizione Zielinski, dentro per Kvaratskhelia, viene recuperato facilmente. Ah, ecco, ho fatto un brutto fallo, però non fermano per il vantaggio. Grande Lobo, però poi sbaglia il passaggio purtroppo. Bravissimo Rachmani, grande anche Maestro, grande, va bene. Vai Mario. Bravissimo Alex. Fuori. Fuori gioco. Ragazzi, dobbiamo provare assolutamente ad andare in divisione 7, perché onestamente finire questa live senza la divisione 7 mi darebbe molto fastidio. Molto fastidio. Vai Alex. Grande palla Thailand. Lozano la mette dentro. Peccato. È stato un peccato, stazione poteva andare molto meglio. Bravo Mario Rui. Bravissimo Kvara, grande scambio. Cross, Osimhen. Mamma mia, che si è divorato, Probabilmente non poteva fare di meglio, queste giocate difficilmente riescono. Stiamo divorando gol assurdi. Stiamo divorando. Vai Zielo, è tua, invece no. Osimhen, Kvaratskhelia, bravo per Zielinski, Osimhen dentro, azione spaventosa. Ci è entrato però, Anghissà ci è andato di testa e non è stata proprio la scelta migliore. Peccato. Vai Lobo. Vai Mario. Attenzione, grande capitano. Grande Lobotka. Vai Giannino. Anghissà, bravissimo per Osimhen che fa correre Zielinski. Dentro per Kvaratskhelia, se ne va Kvara. Zielinski dentro per Osimhen. Ciocchi. Ma incredibile, allucinante. Non bene senso. Vabbè. Calcio d'angolo, va Zielinski da calcio d'angolo, Maignan si salva. E provano ad andare anche in contropiede. Attenzione. Contropiede, ragazzi. Devo andare in contropiede. Mamma mia, si sa, ragazzi. Salvataggio fantastico di Kim, ci siamo salvati. Grande Meret. Anche perché era totalmente immeritato, cioè proprio abbiamo attaccato troppo per prendere gol così. Kim, grande Kim. Fuori, fine primo tempo. Ora vediamo le stats, ma già le immagino. Infatti 8 tiri, 59% di possesso palla. È impossibile, assurdo che siamo ancora 0-0. E in questo devo migliorare, raga, perché non posso, cioè non posso non segnare. È impossibile, non va proprio bene. Detto ciò, vediamo questo secondo tempo come va. Se batte, magari ce lo chiamo. Grazie. Vai Maestro, grandissimo. Il Napoli ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Prova la conclusione. Mamma mia, stavo prendendo un gol proprio, mi sarei proprio veramente spegnevo la PlayStation. Un ottimo esempio no, di passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Mi ha detto, grande Osi. Bravo.
indotti in errore, interrompe. Vai Kim, no Kim. Grave distrazione qui. Mamma mia che palo che ha preso. Cross di Odegaard. Mamma mia ragazzi, qua miracolo, siamo miracolati. Hanno modificato qualcosa nel loro modo di attaccare, Luca, c'è più Mamma mia. lì davanti. Sì, Fabio, è vero. Miracolati proprio Ci ragazzi, sono più veramente. sovrapposizioni, scatti sulle fasce e Vai, in Lobo. generale, guarda anche i movimenti senza palla. Bravissimo, Zielinski dentro per il capitano che la mette in mezzo, Osimhen. Conclusione sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non Anche questa si poteva sfruttare molto meglio, molto meglio ragazzi. Non va proprio bene ragazzi, non va proprio bene. Ok, Lobo, vai Zielinski dentro per Osimhen, prova a smistare subito per Kvaratskhelia, dentro, attenzione, Mario Rui, barretta incredibile, andiamo, Un piccolo passo per un giocatore, ma un grande passo per la squadra verso la porca troia, andiamo. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento, la transizione. Andiamo. Azione spaventosa, raga. Azione spaventosa. E gran gol di Anghissà. Fenomeno Anghissà che mi segna anche oggi. Grande. Devono restare concentrati adesso. La promozione è più vicina, è vero. Grande capitano, grande. Bravo Anghissà, dentro per Lobotka. Prova ad andarsene Lobo. Dentro per Zielinski, fa correre Kvaratskhelia. C'entra il difensore purtroppo. C'entra il difensore. Bravo Rachmani, mamma mia, bravissimo Rachmani. Prova Lobo, capitano, grandissimo per il Ciuchi. Dentro di nuovo per Di Lorenzo che prova a crossare. Anzi, proviamo a fare anche qualche piccola sostituzione adesso. Ciuchi! Mano che trova il Kvaratskhelia! Che si è divorato Kvaratskhelia, ragazzi, si è divorato. Che si è divorato Kvaratskhelia. Questo significa essere presenti in campo. Raga, proviamo a fare qualche sostituzione. Vediamo. Sono molto tentato da mettere Simeone, molto tentato, però c'ho Osimhen che stava in forma, però mettiamo Olivera che Mario Rui è stanco e anche giù, quindi mettiamo un po' Olivera che lo cambiamo, Mario Rui tra l'altro anche un po' più fisico. Comunque Kvaratskhelia si è divorato il 2-0, mannaggia, porca di una vacca. Andiamo a Bre. Vai Kvara, attenzione, vai Osi. Guarda, qua se l'è cavata, stavo recuperando una palla sanguinosa proprio. Difesa energica e decisa. Bravi. Modric. Dai ragazzi. La gioca a sinistra. Vai capitano. Bravo Kim, fantastico Kim. Bravissimo Osimhen. Zielinski, peccato. Attenzione. Anghissà. Zielinski fa correre Kvaratskhelia che prova a ridargliela. Palla di nuovo verso il centro. Attenzione, un po' di confusione. Gioca una palla lunga. Peccato che questa poteva essere una bella occasione. Grande capitano. Passaggio quanto meno discutibile. Ragazzi, quanto l'amiamo il capitano, quanto? Grandissimo ancora lui. Per Alex. Vai, spazza Alex, bene così. Kim, grandissimo. Di Lorenzo, grande per Anghissà. Che Zielinski. Osimhen, Anghissà. Peccato per questo stop, raga. Spazio per affondare. Attenzione Rachmani. Bravo, mamma mia che difesa di Rachmani. Grande Lobo. Zielinski, Osimhen, Anghissà. Facciamo correre il Ciuchi. Corre il Ciuchi. Se ne va il Ciuchi. Fantastico. Il Ciuchi dentro Osimhen. Fatto selfie Osimhen.
Fantastica azione, voglio. Gran colpo di testa. Questa mi è piaciuta. Grande Osimhen. E si riparte. Si vola 2-0. Grande Kim, Rachmani, Olivera. Lobotka. Giochiamo alla grande, ragazzi, stasera giochiamo alla grande. Vede lo scatto e Zielinski. cerca la profondità. Osimhen, prova a darla a Il Kvara. traguardo atteso e a portata di mano. Tutti i sogni stanno per diventare realtà. Piccolo errore. Manca poco, Fabio, devono solo mantenere la calma e aspettare. Attenzione che ci provano, giustamente. Meret. Spazza pure. Osimhen, grandissimo. Grande Di Lorenzo, attenzione. Prova ad andarsene il Ciuchi. Di Lorenzo. Ma brutta palla persa qui, brutta palla, voglio. Davis. Vai Lobo, vai Lobo. Ben fatto. Intervenuto con Grande chiusura, Lobotka ancora lui. Ma c'è sempre il capitano Di Lorenzo, c'è sempre il capitano. Qua errore di Lozano, e dobbiamo stare attenti, mancano pochi minuti alla promozione in divisione 7. Marono, aiuno. Abbiamo preso proprio un gol brutto. Saranno minuti di sofferenza. Sarà proprio una sofferenza. Cazzo di Mbappé, voglio quel cazzo di Mbappé. No. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi Vai piedi. Kim, grande Kim. Non levargliela. No ragazzi, no, grande Giannino. Spazza, grande Di Lorenzo. Lozano. Vai Anghissà, vai lontano. Oh Anto. Grande. Dallo Osimhen. Ragazzi, Osimhen. Dai cazzo. Quanto mi stai sentendo? Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée. Ah ok Anto, allora ci sentiamo dopo perché mo finita questa partita stacco. Chiudo questa live, poi casomai dopo se ci sei ci organizziamo. Raga, penso che ha abbandonato il ridicolo. Abbandonato. Ormai era finita la partita, che cazzo abbandoni a fa? E quindi attendiamo l'ufficialità dell'abbandono di questo ridicolo. E quindi siamo ufficialmente in divisione 7, raga. Sono veramente contento perché l'obiettivo di questa live era arrivare in divisione 7 per l'appunto, e ce l'abbiamo fatta perché ha abbandonato. Osimhen ci ha fatto una grande doppietta, tra cui l'ultimo gol fantastico, e anche se ha aperto le danze Anghissà con quel fantastico colpo di testa. È stata questa veramente una bella partita. Abbiamo anche, come dire, abbiamo anche concretizzato l'enorme quantità di azioni offensive che abbiamo creato. Abbiamo raggiunto la promozione, ragazzi, lo facciamo insieme. A parte ci hanno dato un po' di situazioni. Saltiamo quindi le partite che non ci interessano e voliamo in divisione 7. Divisione 7, perfetto. Qui per i punti, per passare in divisione 6, i punti che servono sono 9. Cercheremo di farlo insieme nella prossima live, raga. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Bella così, avanti Napoli.